come è importante secondo me questo commento, perché è una cosa che noi abbiamo detto nelle scorse live, che il Napoli diciamo, io l'avevo letta, io avevo pure detto, il Napoli è stato portato da Laurentiis da 31 milioni quando è stato acquistato a oltre 1 miliardo di valore. Effettivamente senza stadio di proprietà e centro sportivo di proprietà, che è una cosa assurda se ci pensi. De Laurentiis a livello imprenditoriale penso che sia forse il primo al mondo, perché ha creato un qualcosa che di inimmaginabile secondo me. Cioè, e io ammetto che ero uno di quelli che dopo il secondo, anzi durante il secondo anno di Benitez ce l'aveva con De Laurentiis, perché per me i passi che abbiamo fatto in questi anni si potevano fare anche prima, però alzo le mani per i risultati che ha avuto e non mi sarei mai aspettato di vincere 2 scudetti in 3 anni, non mi sarei mai aspettato di avere Antonio Conte sulla panchina, di poterlo riconfermare un altro anno.